Eccoci, ennesima puntata di Che calcio che fa, che segue appunto il tragitto del campionato di Serie A, un campionato che ha avuto un turno abbastanza particolare, interessante, nel senso che c'è stata una vittoria da parte dell'Inter nei confronti dell'Atalanta, rimandando in qualche modo l'avvicinamento ulteriore dell'Atalanta al primo posto e poi un passo falso che in qualche modo era, diciamo, un po' annunciato del Napoli contro il Venezia, perché il Venezia veniva da 3 partite in cui aveva pareggiato a 0-0 e soprattutto sul campo appunto della stessa Atalanta. Quindi una cosa molto, un turno interessante, importante anche per la coda della classifica, dove si sta scatenando nel giro di pochissimi punti veramente una bagarre interessante. È interessante anche ovviamente il raggiungimento del quarto posto, dove adesso si vede, raggiunto appunto dal Bologna, si vede una serie di squadre che stanno recuperando, come per esempio la Roma stessa, e il tentativo da parte di quelle che erano più deputate a raggiungere ovviamente questo quarto posto, che vuol dire anche molte risorse per l'anno successivo, cercare appunto di raggiungerlo, tipo per esempio il Milan e la stessa Juve, che anche se l'ha perso quel quarto posto è sempre lì. Mi fa piacere ospitare ovviamente in ogni puntata delle persone che conosco, delle persone con cui ho un bellissimo rapporto. In questo caso il rapporto è con un giornalista e scrittore, il quale appunto ho avuto il piacere di presentare in passato 2 libri, poi lui ne scrive quasi uno all'anno, quindi ormai è diventato scrittore a tutto tondo, oltre a insegnare storia e italiano ed essere ovviamente giornalista. Il libro era su Simoncelli e l'altro in precedenza era quello su Roberto Baggio. Il libro di oggi, perché lo andiamo a presentare, è calcio, no? Ovviamente che non la presento a Diretta Libro, che è l'altra mia rassegna del giovedì, ma è la storia dell'Inter, il raccordo nerazzurro per Diarcos Edizioni. E chi l'ha scritto? L'ha scritto Fabio Fagnani. Ecco qua Fabio Fagnani. Ciao Fulvio, un saluto a tutti coloro che ci seguono. Ecco, dai, allora, innanzitutto ogni anno più o meno scrivi un libro, giusto? Hai una media di questo tipo, no? Quindi ormai sei arrivato al numero, Questo è il sesto. è il sesto, e sei sempre in ambito sportivo, giusto, no? Quindi non... Sì, ho fatto una raccolta di racconti che ho autopubblicato con Amazon, che si chiama Ogni tanto guardo il cielo, che invece è qualcosa di più personale, un libro che appunto raccoglie diversi momenti della vita, non solo miei, ma diciamo che è tra il fiction e il no fiction, che è un po' un esperimento, uno stile di scrittura che avevo voglia di fare, di pubblicare. Infatti ho voluto farlo con Amazon in autopubblicazione perché non avevo esigenze di trovare una casa, anzi volevo che Sì. rimanesse basso il prezzo di quel libro. Però poi il resto è a tema sportivo, sì. A parte Steve Jobs, che è una biografia di qualche anno fa ormai, sempre per Diarcos. Ah, sì, 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 adesso mi ricordo di aver letto che avevi scritto quel libro. E questo invece stavi dicendo, questo libro mi incuriosisce. Apriamo un attimo la parentesi, staccandoci dal calcio. Mi incuriosisce questo doppia veste, diciamo. Mi hai parlato di fiction, quindi una realtà e non una Sì. realtà. Sì, ci sono delle... Poi, ecco, potrebbe essere l'occasione per vederci non in Che calcio che fa, ma nell'altra rassegna tua. Ecco, perché no, certo, ti Si aspetto. chiama Ogni tanto guardo il cielo e, come dicevo, ci sono dei racconti che alcuni partono da momenti della mia vita che ho vissuto realmente, e poi alcuni si diversificano rispetto alla realtà, quindi una diacronia, diciamo, no? Come si userebbe dire. Quindi partire da qualcosa che storicamente è accaduto e trovare poi un altro fine a quel mondo e a quell'avventura. Oppure altre volte in altri racconti parlo di cose mai accadute ma che sarebbero potute accadere, al contrario, no? O invece poi parlo di cose realmente accadute a me, come la perdita di mio nonno e quindi come l'ho affrontata, la nascita di mio figlio, come l'ho affrontata. Quindi diciamo, poi quando parlavi di un libro all'anno, volevo dire, al netto della parentesi della nascita di mio figlio, che ovviamente mi ha tenuto un po' lontano dalla tastiera, Immagino. però
però poi è nato anche grazie alla sua nascita, poi è nato Ogni tanto guardo il cielo, perché ho voluto appunto. cogliere attorno alla sua nascita anche tutti gli altri racconti che ho scritto in vari momenti della mia vita. Ma scusami, ci sono comunque dei racconti, mi hai raccontato, che quindi alcuni racconti partivano dalla realtà, poi finivano in un altro modo, però ci sono dei racconti proprio completi in cui, che hai riportato proprio completamente, o sono stati Sì, no, stravolti da no, questo gioco? alcuni sono completamente fatti Ah, reali, ok. e altri invece, come ti ho detto, come dire, chi mi conosce sa più o meno che cosa sia totalmente vero e quelli che invece sono Certo. un po' romanzati. Alcuni miei colleghi, amici che non mi conoscono a 360 gradi, non hanno potuto comprendere a pieno, no? Sì. Un po' come la no fiction di Carrère, piuttosto che Walter City, no? Quello stile di scrittura lì che mescola fatti realmente accaduti a finzione o verosimiglianza, no? Quindi anche quello è un Ma gioco che mi è piaciuto è fare. una, diciamo, una voglia anche di andare contro la realtà che è stata di un certo tipo, che quindi la bellezza è anche questa, no? Di ipotizzare anche un brivido, no? Si parte da una Certo, situazione personale e poi sarebbe stato bello, come una sorta di sliding door, no? assolutamente. Quindi in qualche modo va in un'altra direzione. Va bene, molto carino, molto interessante. Tra parentesi, evidentemente le energie vengono fuori nonostante un bambino piccolissimo che però dà evidentemente tanta forza e tanta voglia di vivere e progettualità. Bene, allora ci sono tante slide indoors anche nel calcio, no? Quindi ci sarebbero, avremmo potuto scrivere delle storie differenti di qualsiasi squadra di calcio, no? Metti caso, prendo l'esempio dell'Inter che non so, nel 1972 incontra in finale l'Ajax del grande Cruyff, perde 2-0, effettivamente era un calcio più datato quello dell'Inter e quello invece era il calcio nel pieno della sua bellezza. Metti caso finire una partita 0-0 e poi andare a vincere a rigori, come era capitato nella semifinale, mi sembra, con il Celtic. Quindi per dire che quindi sarebbe bello anche scaravoltare un attimo la realtà, o il Milan che non perde nel 2005 a Istanbul e vince 3-0 invece di essere 3-3, no? Vabbè, comunque non sarebbe male, potrebbe essere un'idea, no? Uno spunto per dire come potrebbe essere stata la storia anche di alcuni calciatori, no? Che sono stati protagonisti, no? Vabbè, è interessante, questo tanto anche per arrivare a dire che c'è la storia è la storia di una società, di una squadra di calcio importante italiana. Devo dire la verità, ci sono tanti libri che riguardano le squadre di calcio, però hanno bisogno sempre di essere riaggiornati, e poi ci possono essere anche degli aneddoti che magari qualche ex va in qualche modo a rinfoltire, al di là del fatto che nel tuo caso mi sembra di capire tu stia parlando della storia dell'Inter, cioè l'aneddotica è relativa, sono proprio i fatti che vengono proprio riportati a livello anche emozionale, giusto? Sì, assolutamente. Io non avevo, parlando con l'editore, non c'era l'interesse a romanzare qualcosa che intanto parla già abbastanza chiaro, nel senso, spesso cerchiamo di estremizzare concetti, momenti che però non hanno bisogno di essere estremizzati. Quando uno vince, domina, ma anche nelle cadute, nelle scivolate, nei fallimenti, a volte è la realtà semplicemente che deve parlare. E allora abbiamo deciso di raccontare una storia come se fosse storia. Cioè abbiamo parlato di una storia di una grande società, gloriosa in Italia evidentemente, che ha fatto cose buonissime anche all'estero. Parliamo comunque, a volte negli sfottò ci si dimentica, no? Che Inter, Milan, Juventus, nonostante i difetti, sono tra le società più gloriose del pianeta, non solo dell'Italia, no? Per quello che hanno fatto, per quello che hanno vinto, per i record che hanno raggiunto. Poi ci sono ovviamente i periodi. Però avevamo la volontà di non fare l'ennesimo romanzo e l'ennesimo punto di vista, ma che il punto di vista fossero i fatti. E quando parlano i fatti c'è poco poi
come dire, da essere, essere smentiti o evidenziare un qualcosa. Diciamo che ho provato a raccontare nelle pagine che avevo a disposizione, perché ovviamente ogni giornata, ogni mese, ogni anno sarebbe da fare un libro a sé stante, però ho cercato di raccontare il più possibile della società. Infatti magari qualche giocatore non viene nominato, anche se protagonista di quella stagione. E la risposta è questa, perché il protagonista qua non era Luis Figo, piuttosto che Luis Nazario de Lima, Ronaldo il Fenomeno o Francesco Toldo. Qua il protagonista la protagonista era una squadra dai colori nero e azzurri, punto. Quindi, e le sue stagioni, con presidenti, allenatori e annessi giocatori. E quindi ho lasciato il più spazio possibile proprio alla società, e ovviamente poi sono venuti fuori alcuni protagonisti enormi che era impossibile non citare, come, non so, Meazza piuttosto che Zanetti o Herrera. Sì, infatti ci sono le icone, no? Che tu periodicamente dipani nel tuo discorso tra i vari capitoli, no? E quindi è chiaro che poi le icone, uno dice ma come mai quell'icona rispetto a un altro? Perché qua se uno è tifoso si lega ovviamente a questo o quel giocatore. Posso dire quella cosa che riguarda la tua appartenenza, la tua fede, no? La tua fede non è interista, è milanista, quindi questo è una nota di merito ulteriore, perché in qualche modo ha dovuto Fabio togliersi i panni di un moderato tifoso sportivo e anche per questione lavorativa, di comunque riuscire a recuperare questi dati e di scrivere un libro sull'Inter. Quindi è un punto di vista, da un certo punto di vista appunto, che particolare riesce diciamo a trasportare l'emozione per i fatti, perché la storia dell'Inter è piena di situazioni emozionanti come qualsiasi altra squadra, ma dipanandola con dei punti ben precisi, no? Che si ritrovano ovviamente nei vari punti del sommario. Io credo che questa sia la cosa curiosa, no? Perché è un avvicinamento da un certo punto di vista anche asettico, che non va in qualche modo a sbilanciarsi. Io prima ti ho detto sono legato all'Inter di Trapattoni e penso a Trapattoni di qua di là, per esempio un'icona non è Trapattoni ma è magari un altro giocatore, un altro personaggio, quindi o lo stesso come dicevi tu, non è legarsi a un calciatore come Ronaldo, icona Ronaldo, anche perché poi se poi vai a guardare Ronaldo ha vissuto poco, in fin dei conti, di quella sua epopea che poteva garantire molto ma molto di più. Senti, parliamo allora a questo punto qua di icone, perché credo che sia anche un po' il filo conduttore che ci permette anche di parlare di momenti storici, per esempio il momento storico che riguarda Virgilio Fossati, capitano della squadra nazionale, quindi caduto tra i reticolati del Carso. Qui è un'immagine da capitano, credo, o comunque da calciatore della nazionale in quel periodo. Fece, mi sembra, 96-97 partite, 8-9 gol e contribuì al primo scudetto, mi sembra di ricordare. Sì. Quindi qui partiamo con una fase storica, è un personaggio storico che molte volte io quando ero ragazzo andavo a giocare al Campo Fossati di Milano, ma non sapevo chi fosse effettivamente Fossati. E invece bisogna rendere merito a questi personaggi. Sì, secondo me è la parte romantica, affascinante e, come dire, anche decontestualizzata dal tifo, è stata proprio quella un po' più lontana, quella che mi ha fatto un po' cercare e trovare delle informazioni interessanti su Fossati, su Meazza stesso. Fossati, questa figura mitologica per i nerazzurri dell'epoca, che ricordiamo era una società nuovissima che partiva da zero, dall'ambizione di poter essere filosoficamente, eticamente migliore della scuola di provenienza, che era il Milan. Ecco qua l'immagine dove c'è appunto Giorgio Muggiani, il secondo da sinistra, che era questo illustratore, artista, che fece il marchio e fu praticamente il fondatore, venendo dal Milan stesso, no? Quindi
ci fu una rottura. Non so quante squadre di una stessa città abbiano avuto questo percorso, cioè l'Inter e il Milan hanno questo punto di contatto positivo, negativo, a seconda di come lo si voglia andare a vedere. Credo che non ce ne siano altre. Io non lo so se esistono altre città al mondo dove c'è stata questa scissione vera e propria. Ma infatti, ragionando su questo mentre scrivo il libro, erano momenti, e lo sono ancora, no? Dove si parla del nuovo stadio, stavo proprio ragionando sul fatto che oggigiorno come dire, una inimicizia sportiva così radicata come quella del derby di Milano, ma allo stesso tempo una lealtà sportiva e amministrativa che permette di pensare a due società così avversarie, perché comunque non parliamo di, con tutto il rispetto, non lo so, Juventus e Torino, o ancora di più, non so, una squadra che sta in Serie A, una in B, come in questo momento, non so, Genoa, Sampdoria, Sì. che devono condividere a questi livelli, quindi addirittura a volte anche la semifinale di Champions, lo stesso stadio. È un unicum, in questo senso è proprio una sorta di Adamo ed Eva, cioè dove sì, siamo veramente, ci siamo scisti, siamo diversi, ma ognuno di noi ha un po' del DNA dell'altro dentro. Quando io prima ti parlavo fuori onda, no, della mia fede rossonera, ti raccontavo che sono figlio di una famiglia totalmente interista, cioè sono, si può dire, il primo, e chissà se mio figlio sarà rossonero, forse l'unico rossonero della mia famiglia, per cui anche mio suocero è nero-azzurro. Sono circondato. Sì. e questo... Arrenditi. Guarda, con questo libro mi sa che mi sono arreso. No, a parte gli scherzi, e poi vabbè, ovviamente ci sono gli ultras, i tafferugli, per carità, a parte che, come si è visto, anche gli affari, quando si tratta di business, spesso si fanno le cose insieme. Però questo senso di ci sfottiamo, lottiamo, ci prendiamo in giro, però comunque siamo nella stessa città, combattiamo nello stesso stadio, quello stadio ha valore per entrambi, ricordi immensi sia per l'Inter che per il Milan. E quando si parla di un nuovo stadio si sta sempre più parlando di uno solo e non di due divisi. Certo. Beh, questo dà l'idea che ci sia qualcosa di indissolubile, di pancia, che un po' ci lega, anche se un po' ci odiamo, un po' ci amiamo, no? Questa è una cosa che mi piace. È vero. Sì, tra parentesi, anche il fatto di avere l'unico stadio della stessa squadra è l'unico esempio, credo, no? Perché lo stesso Bayern nel 1860, no, forse gioca nello stadio del Però Bayern. È di un livello differente. Sì, certo. Allo stesso livello, secondo me gli esempi sono veramente pochissimi, sì, in vero, tutto il mondo. Cioè, se pensiamo a Madrid, Atletico e Real, figuriamoci. Certo. Liverpool e Everton, figuriamoci. Non parliamo delle squadre londinesi, ognuna col proprio stadio, con la propria storia radicata e la propria tradizione. È difficile veramente trovare squadre allo stesso livello, perché sì, campionato più, campionato meno, stella più, stella meno, ma parliamo comunque di quel livello incredibile che sono Milan e Inter, che hanno Milan e Inter, e che lottano, sudano e tifano e godono e soffrono nello stesso stadio. Ecco, senti, ti faccio vedere, l'hai già accennato prima, questo è Giuseppe Meazza, capitano della nazionale del 1938, che vinse il mondiale, no, forse questo era, il mondiale del 38. Mondiale. Sì, 34, 30 vinse l'Uruguay, il 34 vinse l'Italia, anche al 38. Quindi anche questo è intitolato Lo Stadio. Ebbe un trascorso anche nel Milan e poi ritornò all'Inter. Anche qui c'è questa sorta di diede anche fastidio, credo, agli interisti il fatto che andasse questo grande campione a giocare nel Milan. Poi era proprio la fine, agli sgoccioli della sua carriera, insomma. Quindi sì, anche tra l'altro abbiamo questi personaggi. Era quando Meazza scelse di andare a vestire i colori rossoneri, ci fu questo infortunio, no? Che gli aveva un po' compromesso la caviglia, se non ricordo male, e l'Inter aveva in qualche modo lasciato andare. Si immaginava la dirigenza nerazzurra che
che Meazza in qualche modo poteva accomodarsi in tribuna per poi ritirarsi, no? Parliamo di anni in cui Sì, quando sì. si incappava in un infortunio il rischio era di smettere di giocare. Certo. Non come oggi che ci sono un sacco di cure, i giocatori sono degli asset finanziari, quindi si aspettano perché hanno un valore economico non indifferente. Una volta non era così, allora poi Meazza, un po' per sfregio, un po' per opportunità, scelse di accettare l'offerta del Milan, che credeva ancora in lui, e evidentemente era a un'altra età. Il meglio Meazza l'ha dato nell'Ambrosiana Inter, Certo. però secondo me è bello che lo stadio di San Siro si chiami Giuseppe Meazza. È ovvio che è un po' più a favore della storia nerazzurra, ma fa capire che quello stadio è di entrambe le anime. E secondo me questa è una cosa molto bella. Quando e se esisterà un nuovo stadio, chissà che nome avrà. Questo Ah, secondo me. beh, certo. Senti, entriamo anche nell'attualità, no? Il discorso dello stadio è un discorso che è stato, adesso ha raggiunto una progettualità sicura. Vedremo ancora, non abbiamo ancora l'ultima rendering di quello che dovrebbe essere, diciamo, lo stadio vero e proprio, però c'è l'utilizzo del vecchio stadio in qualche modo, una parte probabilmente per cercare di salvaguardare la parte storica, no, dello stadio, no? Perché effettivamente ci si attacca a quello. Io credo che sia gli interisti che i milanisti sono molto attaccati tendenzialmente. Poi uno dice sì, c'è il business, di qua lo facciamo a San Donato, lo facciamo a Rozzano, poi dopo alla fine vedi si rientra tutti in questa situazione. Qual è il tuo pensiero riguardo a questo? Presumo che tu abbia una visione comunque allineata a quello che hai detto di natura romantica. Io nasco romantico, però nello stesso giorno, forse il giorno dopo, in cui Marotta dice di fatto ci siamo, l'accordo si farà, leggo la notizia che l'Old Trafford andrà a smantellarsi e Manchester United avrà un nuovo stadio. Devo dire che secondo me è molto, molto nostra, molto italiana questa cosa di essere attaccati ai monumenti, perché alla fine San Siro è un monumento, secondo il mio punto di vista, no? E smantellare un monumento un po' mi spiace, perché io lì ho vissuto delle emozioni, ho pianto per San Siro, ho gioito per San Siro. Ti raccontavo fuori onda che mio nonno, che andava allo stadio interista, ha avuto 2 infarti a San Siro, per cui c'è il legame con quel posto è veramente forte per me. E poi però penso alla facilità con cui anche altre nazioni, dove ovviamente anche qualche inglese non sarà felice che l'Old Trafford non ci sarà più, però non si fanno particolari problemi ad annunciare un nuovo progetto. Sono più freddi da questo punto di Sì, vista. sì, sono più Poi la freddi loro perché appartenenza storica ai colori, al quartiere, perché quanti stadi ci sono a Londra? certo, 8. forse sanno che in qualche modo l'emozione sovrascrive un'altra, cioè è ovvio che tu hai il ricordo indelebile di San Siro in un determinato momento, no? Io mi ricordo la prima volta, pensa, la prima volta che sono andato a San Siro io ho visto al terzo anello, se non ricordo male, Inter Piacenza 6-0 con doppietta di Ronaldo il Fenomeno. Uscivo dagli allenamenti e mio padre insieme all'altro papà, tutti interisti tranne me, mi hanno portato a San Siro e la mia prima partita avevo 5-6 anni e ho visto l'Inter, per cui ancora una volta l'attaccamento anche se come dire avversario, ma c'è un forte attaccamento, un forte legame a questa società. E io ho un ricordo forte di San Siro, della bellezza di questo stadio, che quando entri, vedi il campo, a differenza dei campi che hanno la pista o che sono lontani, hai proprio quest'erba, l'odore dell'erba, soprattutto quando poi ha piovuto, che ti entra nelle narici, è una figata, è proprio bello, proprio una sensazione particolarissima che solo chi ha giocato nei campi di provincia si ricorda, no? Quando fai le scivolate ti impasti tutto di fango ed erba. Però devo dire che bisogna anche guardare avanti, onestamente. Sì. E se tutto il mondo del calcio, dello sport, ci guarda avanti e noi diciamo sempre di essere un passo indietro, forse la strada da perseguire è quella lì. Fare un po' meno il verso al romanticismo e ai sentimenti e dare un po', Oh, poi, giustamente.
è un po' il compromesso di adesso, no? Credo per che, forza. perché poi stanno investendo dall'estero sul calcio italiano, quindi Ma tu qualcosa guarda la che... Juventus, Fulvio, adesso Sì, io non credo che gli Juventini non fossero attaccati al delle Alpi, però lo Juventus Stadium ha dato non solo nuova linfa vitale economica, ma ha creato proprio, se pensiamo alla storia recente, non saranno felicissimi, ma gli Juventini con Thiago Motta, eccetera. Ma ricordiamoci da dove sono partiti, dagli scudetti di Conte, dal filotto di scudetti. Allegri, 9 da, scudetti. da, da 9 scudetti cioè la storia della Juventus Stadium è questa cosa qui, è recente ancora, avrà una storia lunghissima, però ha permesso alla Juventus, anche grazie alle entrate di quello stadio lì, di creare un indotto incredibile. Perché poi sì, l'indotto, poi dopo comunque è un asset che va a bilancio, che esiste, no? Invece la valutazione del calciatore è aleatoria, no? E quindi Certo. sappiamo che è sempre questo il grosso problema, e si sta andando in quella direzione. Una delle icone, passiamo all'icona successiva, e quindi questo riassume da un certo punto di vista il tuo ragionamento dello sfottò, diciamo di una sorta di convivenza, perché da una parte ci può essere Peppino Prisco, dall'altra parte ci può essere un Diego Abbatantuono, tanto per dirne uno, ma ce ne possono essere anche altri. E indubbiamente c'è una sorta di contrapposizione. Credo che comunque Peppino Prisco desse fastidio, ma fino a un certo punto ai milanisti, perché era molto arguto, non era la battuta becera, non era la battuta, no, battuta molto fine, famosa quella 2 giorni prima che se ne andasse, disse: io prima di morire diventerò, sul punto di morte diventerò milanista, così dopo ce ne sarà uno di meno. E dopo 2 giorni ci lasciò, quindi è una cosa incredibile, proprio fantastico. Da alcuni racconti di parenti ce ne sono venute fuori altre. Io poi sono riuscito a recuperare questa, che secondo me è gradevolissima e fa molto ridere anche per chi secondo me è rossonero, che è quella che metto nella bio, nell'icona. Cioè, tifo per 2 squadre, l'Inter e chiunque giochi contro il Milan. Questa mi ha fatto particolarmente sorridere, perché ti fa capire l'intelligenza, l'acutezza, ma anche allo stesso tempo, se vuoi, la sensibilità, no? Non c'è parolaccia, non c'è volgarità, c'è una battuta, un piccolo sfottò che però secondo me, come Peppino Prisco le faceva, le subiva, per cui credo che la parte più bella dello sfottò è quella di fare un dai e ricevi, e secondo me la parte che aggiunge la sportività è proprio lo sfottò, quello bello, quello tra amici. Secondo me quella è la parte divertente, e Peppino Prisco ha veramente, secondo me, insegna molto la capacità di essere tifoso di un dirigente, di un amante del pallone di questo tipo, che ti fa un po' dimenticare, no? Del business, dei biglietti venduti, di quanto costa un calciatore. Alla fine poi, se vai come dire, alla parte fondamentale, al necessario, all'essenziale, ecco, poi rimane tanta passione che vuoi condividere in un modo o nell'altro. Secondo me Peppino Prisco è proprio l'esempio, no, di questa cosa qua, l'essenzialità del tifoso. Ecco, tu hai toccato un tasto. Di solito quando si va avanti negli anni, mi ricordo mio padre che, al di là, al contrario del sottoscritto, era milanista, quindi c'era un'alternanza, c'era una convivenza difficile, però vabbè, ci siamo molto rispettati da questo punto di vista. C'è un discorso, ho perso il filo del discorso adesso, che riguardava appunto Peppino Prisco. Del calcio, ecco, quando si va avanti negli anni, no, comincio ad avere anch'io qualche anno in più. Mio padre, qualche anno prima che se ne andasse, dice: non mi piace più questo calcio. Ed era il periodo del 99, quando vinse Zaccheroni lo scudetto, quindi insomma c'era ancora un Milan con Boban, insomma giocatori importanti. Cosa pensi tu, che non hai un'età ovviamente avanzata come la mia o quella di mio padre, di questo calcio? Hai già in qualche modo risposto con una sorta di romanticismo, però bisogna essere anche con i piedi per terra e cercare di capire e prevedere quello che è
un po' il futuro, no? Perché è un calcio usa e getta. Io sinceramente non mi ricordo più come ha segnato un giocatore dell'Inter, per esempio 3 settimane fa, per dire, perché è tutto così continuo e veloce. Allora, ti dico, su due piedi, i miei giocatori preferiti sono Roberto Baggio, di cui Sì, vedi qua a destra la copertina il del mio libro, libro, Paolo Maldini, Francesco Totti, in qualche modo da una parte bandiere, dall'altra Roberto Baggio, il giocatore che è stato meno bandiera, ma allo stesso tempo più bandiera perché ci ha rappresentato tutti con la maglia della nazionale. Quindi torno a dirti che anche per me è complesso a volte sopportare questo calcio fatto soprattutto di contratti, di manager, di svincolati. anche tecnicamente, Ecco, no? tecnicamente io amo i giocatori discontinui, ma non nel senso, non alla Leao, non quelli che ciondolano, ma i giocatori discontinui perché provano la giocata e non gli Sì, riesce sempre, no? certo. È impossibile avere la capacità di ripetizione robotica. Poi è arrivato Messi, ci ha detto che forse qualcuno ci può riuscire. Però devo dire che ti faccio un nome, il giovanotto Lamine Yamal, 17 anni, Certo, ha quella freschezza, quella genuinità, quella spontaneità e mh, quell'energia del fenomeno, oggi si direbbe quell'aura del fenomeno, che mi ha riportato tante volte quando mi capita a vedere i social, gli highlights, le partite. Ieri ho visto, ieri o ieri l'altro, adesso sto perdendo il conteggio dei giorni, Atletico Madrid-Barcellona, ha fatto un paio di giocate e poi ha fatto il gol con deviazione del 3-2 per il Barça, che sono veramente da giocatore di altra epoca, ma nel senso della bellezza del tocco, cioè i vari Zidane, sì, in questo momento non ci sono più, no? Io penso a certo, quando ho scritto il libro su Baggio, che Ancelotti non lo voleva nel suo 4-4-2 e Capello faceva fatica a trovargli spazio, e dico, cavolo, siamo ritornati a quella roba lì, dove certo, il giocatore di solo talento fa fatica ad emergere. Oggi devi avere la fisicità, un tempo devi avere solo il tatticismo. Quindi si preferiva il 4-4-2 perché la mezza punta dove la metto? certo. Oggi, se non hai il fisico che mi dura 90 minuti, se non sei muscoloso, se non corri, se non fai centrometri entro X, del motivo per cui al Milan poi gioca, meno male adesso no, ma giocava Emerson Royal perché fisicamente ci poteva arrivare. Ma allora e dov'è la tecnica? Dov'è il gioco del calcio? Ma è proprio È questo il discorso, no? È proprio questo il discorso. Non c'è l'uomo che salti, il calciatore che salti l'uomo. Tu hai fatto l'esempio di Yamal, che quindi è un giocatore, a me sembra un giocatore pazzesco, perché è un giocatore che tatticamente ha già esperienza. Infatti, quando dicono, ma metti dentro il giovane della primavera, no, no, cioè, ragazzi, cioè, devono avere un bagaglio di esperienza già da meno di 2 o 3 anni per riuscire un giocatore, diciamo, un giovane normale. Se c'è un fenomeno lo butti dentro subito, no? L'abbiamo visto con chiaro. Ronaldo al PSV Eindhoven e al Barcellona prima di approdare all'Inter, insomma, quindi lo vedevi già che era un fulmine pazzesco. Quindi stessa cosa Yamal proprio ha una capacità di leggere il momento pazzesco. E poi quello che dici tu, che ha l'inventiva. Sì, sì. A sinistra la Spagna che ha vinto l'Europeo aveva Nico Williams che ferma il pallone a 10 metri dalla linea di fondo con il difensore davanti e se ne va via. Sono giocate proprio estreme di giocatori che sanno muovere bene il pallone e hanno un bagaglio tecnico pazzesco. Quindi qualcosa ancora si può ancora pensare che ci possa essere un calcio un po' più fantasioso. Speriamo che proprio questo è il discorso, no? Di riuscire a essere un po' più differenti da quello che va avanti e indietro, che fa 100 volte 100 metri e li fa sempre lo fa sempre ovviamente con un certo tempo e poi alla fine se è stanco lo sostituisce con un altro uguale. Quindi Sì, io sì. non so, nella chat c'è qualcuno che non so se conosci, Samuele Perrone, è possibile, Andrea Sì, Navarro. sì, Allora, sono gli potrebbero essere studenti. degli studenti. Allora, Sì, stanno sono gli facendo un po' gli studenti. spiritosi, quindi allora li ammoniamo un attimo perché non so cosa stanno dicendo. Allora, Perché sono diamo 4 a pazzi. prescindere, un 4 a prescindere domani su registro, così. Giustamente. Poi che fede hanno? Che fede
Beh, credo che loro siano, qualcuno di loro è nero-azzurro, ho una classe che tende al nero-azzurro, pochi milanisti nella mia classe, Pochi milanisti. Vabbè, dai, allora vabbè, al limite li un 6, perdoniamo. ne andiamo sul 6, dai. Allora, senti, adesso andiamo un attimo per ciò che riguarda il momento storico, quindi l'attualità, andiamo un attimo a sviscerare, poi andremo a vedere le ultime icone. Le faccio vedere in velocità, così dopo abbiamo anche degli agganci. Abbiamo un'altra icona che è ovviamente il terzino per eccellenza, il numero 3 per eccellenza, però ne abbiamo avuti tantissimi, di numeri 3 molto bravi, da Cabrini a Maldini e via andare. Una coppia particolare, quello che dicevi tu all'inizio, quindi i due fratelli che si stringono la mano, capitani, come Beppe Baresi, ovviamente, e Franco Baresi, un campione del mondo che si fa crescere i baffi perché a 18 anni ha la faccia troppo da bambino e poi dopo diventa campione del mondo, fa una bella carriera nell'Inter e poi alla fine diventa opinionista, ed è importante anche questo. Un'altra icona, e anche per me questo è il portiere più forte che abbia mai visto. Poi è chiaro che è nel cuore, nell'emozione, poi ce ne sono stati tanti altri, vedi Buffon stratosferico, superato ovviamente Walter Zenga, però Walter Zenga aveva quel quid che forse a te piace, quello di essere un po' guascone, no? Beh, certo, certo. Diciamo che, vabbè, Sì, io reputo Buffon il miglior portiere di sempre, di di sempre. qualsiasi. Poi ci sono quei portieri che in alcune stagioni fanno qualcosa di irripetibile, come può essere Zenga, come può essere Dida per me da rossonero in quelle due o Sì, tre stagioni, ma ce ne sono tanti. Io ho sempre adorato Toldo, sì, che poi quando è arrivato Julio Cesar ha giustamente perso il posto perché Cesar era più affidabile in certo, qualsiasi momento della partita, però Toldo già lo amavo quando era a Firenze, no? Io certo, la triade Toldo, Rui Costa, Battistuta per me è stata veramente fantastica, da appassionato di calcio. certo. E, quindi sicuramente, e poi come hai detto tu, poi ci sono quei giocatori che sono silenziosi ma fanno la storia, come Bergomi, e poi la storia dei due baresi secondo me è fantastica, che è quello che dicevo un po' prima. Secondo me la bellezza di Milano è che nelle sue diversità ce ne sono poche di storie così, no? Due fratelli che Sì, rappresentano certo. praticamente nello stesso modo le due grandi squadre di una città. Cioè, veramente faccio fatica a trovare degli No, no. esempi così precisi, no? Nello Sì, stesso perché al limite momento, erano nella stessa squadra, no? esatto. I Cevenini erano nella Juventus, beh, no, ci sono stati anche dei giocatori differenti, però non erano di questa categoria, ecco. No, esatto. A questo livello faccio fatica a trovare un esempio ed è fantastico secondo me. Poi c'è chi è sempre stato di famiglia rossonera come Paolo Maldini, da Cesare Maldini e così Certo, via, chi invece sempre di fede nerazzurra e ha continuato a perseguire, come ad esempio lo zio Bergomi, no? Ancora oggi commenta la Serie A in generale, ma commenta soprattutto quando ci sono a disposizione di Sky le partite dell'Inter, le commenta. E secondo me questo è un valore aggiunto, è un valore aggiunto della città, come dicevamo prima. Quindi poi tornando su Zenga, l'uomo ragno secondo me gasava parecchio come portiere perché era molto anche spettacolare nelle sue parate. mi ricordo una grandissima parata in nazionale con la Svizzera. Si buttò a destra su una palla mezza altezza, distantissima, riuscì ad arrivare su quelle parate che proprio ci devi arrivare ovviamente col braccio disteso, l'altro braccio, e riuscì a buttarla fuori, ma fu improvvisa, un tiro pazzesco. Bene, poi ne abbiamo altre due che sono, una è questa, quindi il capitano nella notte famosa di Madrid del 2010 e abbiamo poi alla fine invece il Corso Nuovo, Marotta nuovo presidente, che in qualche modo fa vedere che siamo entrati, tu parlando molto della società Inter, siamo entrati in un mondo differente che è stato plasmato da due interregni, quello di Toir indonesiano e quello cinese ovviamente della famiglia Zhang, e adesso abbiamo quella americana di Oak-Tree. Senti, adesso cambiamo un attimo, andiamo dall'altra parte della sponda, ma anche per Prima colpire.
scusami Fulvio, Prego. ti rubo un secondo per dirti, prima mi parlavi, no, del cambiamento del calcio. Oltre ai giocatori, guarda com'è cambiato. Oggi il presidente dell'Inter è stato un dirigente bianconero, per Sì, tanti anni vittorioso, glorioso. Una volta non ce lo saremmo mai aspettati. no, no, a È questo come livello qua dire, no. è come dire che un dirigente appena sotto Agnelli potesse ambire a diventare presidente del Milan, dell'Inter. Oggi il mondo va così, nel senso che si è Certo, manager prima che tifosi. certo, Invece prima avevamo dei presidenti tifosi che hanno fatto del bene ma anche del male al calcio, certo, è vero, è perché vero. poi le squadre sono aziende. Sì, perché poi dopo si sono trovati completamente impreparati nel nuovo corso, no? E questa è una cosa che non riesco anche a capire come mai i vertici non riescano a leggere il calcio nel vero senso globale, no? Anche a livello europeo, no? Cioè, non sono convinto che gli inglesi pratichino il più bel calcio, magari un po' più spettacolare con i gol in più, nei loro bellissimi stadi, con la loro bellissima tradizione, eccetera, eccetera. Però la nazionale alla fine le prende a casa loro dalla nazionale italiana, quindi io credo che questo sia molto importante. Abbiamo probabilmente una incapacità nel riuscire a vendere il nostro campionato, che è molto difficile perché è un campionato altamente tattico, dove le squadre, anche quelle medio-piccole, ti possono mettere in difficoltà. Non è spettacolare perché chiaramente il gol è la parte più bella e spettacolare per la maggior parte delle persone, ma non per tutti. Andiamo a vedere un attimo dall'altra parte, appunto, scavalchiamo il naviglio e andiamo dall'altra parte a parlare di Milan, no? Quindi nell'attualità di adesso, a me sembra che non voglio dire perché può succedere all'Inter, sta succedendo qualcosa anche un po' alla Juve, che dicono che è un po' cambiata. Lei ha appena detto tu, dirigenti che vanno via, una volta rimaneva Boniperti per 40 anni, per dire, adesso è totalmente differente. Però io al Milan, per esempio, trovo che ci sia uno scompaginamento ad altissimo livello in tutte le direzioni, ed è questa la cosa che, per ciò che riguarda il tifoso tradizionale, credo che sia deleterio, perché il tifoso si attacca comunque ai colori, ti puoi attaccare a tutto quello che vuoi, però adesso è veramente stanco, no? Credo che ci dovrebbe essere anche un po' una sorta di argine dall'interno e dire basta, facciamo qualcosa. Abbiamo la figura di Ibrahimovic, abbiamo Rullan, Moncada, abbiamo Cardinale, abbiamo comunque l'ombra di Elliott dietro, giocatori che arrivano, che fanno il bello e il cattivo tempo e che quindi non disattendono in qualche modo una linea, chiamiamola così, aziendale. Si può bloccare questo discorso? Ma guarda, io credo che il grosso errore fu fatto con l'uscita di scena di Paolo Maldini, che aveva Sì, raggiunto uno scudetto storico. La mia opinione su quello scudetto è che il Milan ha azzeccato la stagione sbagliando poco, tra l'altro anche sfortunata con il gol di Jazzy con la Spezia quando Rebic segnò sì, il 2-1. Poteva probabilmente finire prima, ma l'Inter è sempre stata, lo pensavo anche quando ha vinto il Napoli di Spalletti, una corazzata maggiore che poi può sbagliare una stagione. Però l'errore lì è stato non dare continuità non ai giocatori, ma a un modo di fare certo, calcio. E tu puoi anche cambiare il personale, il management, ma non devi cambiare la mentalità. È cambiata la mentalità e io credo che Ibra fosse bravo a fare il calciatore, anzi credo che lo scudetto sia tanto merito suo, soprattutto dal punto di vista mentale, non solo tecnico, ma che il dirigente sia un'altra cosa, certo, che veramente sembra che sia stato preso solo per andare a fare il figurante nelle conferenze stampa. Io non vedo un valore aggiunto da parte di Ibrahimovic. È vero che all'inizio, è vero che da qualche parte tutti abbiamo iniziato e tutti abbiamo iniziato a sbagliare. Quindi magari Ibrahimovic tra 10 anni sarà un dirigente di un altro tipo, ma proprio per questo motivo non puoi lasciare solo un ragazzone di 40 anni che non ha mai fatto il dirigente, che anzi
nell'arco della sua vita da giocatore non ha mai dimostrato grandissime responsabilità oggettive. Si Sì, dava del certo. Dio in campo, che faceva cose di un altro pianeta, è evidente, però è anche vero che poi non bisogna prendere dei personaggi, ma delle persone, degli uomini con un certo tipo di capacità psicologiche, mentali, sportive, Dipende anche amministrative. Dipende anche dal ruolo, no, che viene dato. Lui in fin dei conti Certo, è un po' un supervisore, il braccio destro di certo. Cardinale, Ecco, però già solo non dare un nome esistente ti fa capire che è un ruolo che se ne poteva fare a meno. sì, è vero, questo è il discorso. Cioè, mi sembra un po' strano che un grande calciatore non abbia una visione, almeno nella scelta di un attaccante, per esempio. Quello è un attaccante su cui dobbiamo andare a tutti i costi, no? Per dire, no? Io questa cosa qua non l'ho vista perché probabilmente c'è un discorso di budget e quindi poi Lui l'ha detto su Gimenez, lui su Gimenez nella conferenza ha detto che si lui, è esposto. lui crede molto, si è esposto, hanno fatto un investimento da 35 milioni di euro che non sono bruscolini, ovvio, non sono gli 80 che ha fatto la Juve per Vlahovic non più di 2 stagioni fa a gennaio, però detto questo si è esposto su Jimenez. Jimenez quando è arrivato ha fatto inizialmente il suo, no? Anche col gol dopo un minuto contro il Feyenoord che in Champions, che se non ci fosse stata l'idiozia di Teo Hernandez, il Milan avrebbe battuto il Feyenoord molto agilmente, poi avremmo perso con l'Inter senza Non è assistenza, ma detto. no, non è detto, però è vero che quest'anno avete incredibilmente fatto fatica a batterci, Certo. ma, ma sulla carta non c'era paragone. Detto questo, io ho visto un allontanamento del gruppo da Conceição e ho visto una sorta di allontanamento di Conceição dalla dirigenza. Io credo che il portoghese andrà via a fine anno, non tanto perché ci sono sue responsabilità, poi certo, se non fai giocare Fofana che ha dimostrato di essere forte, se non fai giocare Tomori che si stava riprendendo, se sbagli a mettere la formazione, metti sempre Felix titolare quando hai visto che negli ultimi 20 minuti, 30 minuti può fare la differenza. Quando ha fatto una stagione bene Reinders da quasi trequartista e lo arretri sulla mediana, cioè è ovvio che qualcosa sbagli anche tu, no? Certo, certo. Vabbè, ma questa è Poi una ha cosa avuto il tecnica. merito di arrivare, mettere 2 o 3 cose a posto, ha vinto la Supercoppa, però poi da lì in poi davvero nulla assoluto, cioè adesso le 2 Sì, rimonte con Lecce e col Como sembrano una cosa incredibile, ma è la normalità se ti chiami Milan battere il Lecce e il Como. certo, certo. Da dove si riparte dal punto di vista, diciamo, tecnico? Tu cosa faresti, per esempio? Ma a me Per il nome esempio, l'anno scorso dicevano manca il vice Giroud, manca il terzino destro, manca un incontrista davanti alla difesa. In qualche modo ci si è avvicinati con Emerson Royal, poi non è piaciuto, con Fofana e poi con davanti Morata. Però forse le tre scelte, forse solo Fofana in qualche modo servizio. sì, sì, sì. Hanno Devo dire che secondo me il problema è più in alto, come dicevamo prima, nel senso che se io prendo oggi il Bologna, che è quarto, io non penso che Castro, che seppur un talento formidabile, ma a 21 anni sia meglio di Morata che ne ha 31, 34, o del 91 o del 93, non mi ricordo, o meglio di Jimenez, o Odgard è meglio di Leao, o non so, Orsolini. Orsolini è un giocatore che mi piace tantissimo, ma Già, 40 milioni mi sembrano un po' tanti. 40 milioni più Saelemaekers forse era l'offerta, una cosa del genere. Mi sembra esagerato, no? certo. Ecco, forse Saelemaekers è un giocatore che ha fatto esperienza dopo lo scudetto con Pioli, l'anno scorso a Bologna, quest'anno a Roma, ha fatto anche dei gol, se non sbaglio 4 su 6 li ha fatti di mancino, quindi un giocatore che è destro puro, un giocatore che sa usare entrambi i piedi, si inserisce, tatticamente importante, è uno che puoi aggregare. Secondo me il problema del Milan non è tecnico, il problema è puramente di mentalità e di rimanere Progettualità. concentrati. Esatto, cioè continuità e concentrazione. Cioè,
Gli errori che abbiamo visto fino a questo momento sono di attenzione e concentrazione. Penso anche alla prima sconfitta col Parma, quando c'era ancora Fonseca. Ma sarà mica colpa di Fonseca se Mann passa davanti a Teo Hernandez No, e chiaro, Teo chiaro. Hernandez lo guarda fare gol. Sulle orecchie, certo, è un discorso proprio di linea che deve essere fatta, linea proprio, chiamiamola aziendale, societaria, Poi ho letto... che è fatta, poi, deve essere fatta da gente con la testa sulle spalle. Maldini certo, è sempre probabilmente lì. lo era. No, ho letto che si voleva cercare di far fuori 2 dei 3 big tra Maignan, Leao e Teo. Fosse per me, per come hanno reso, fosse per me darei via tutti e 3. E preferisco tutta la vita, per quanto poi Leao secondo me è overcriticato rispetto alle performance Sì, che poi mette in campo, perché se poi guardi vero. le statistiche fa o un gol o un assist ogni 2 partite, cioè ha una media spaventosa come È vero. bonus. Poi è ovvio che negli 80 minuti in cui non fa né gol né assist si sta fumando una sigaretta in campo, nel senso è talmente fuori dal contesto che ti fa innervosire, no? Però io tutta la vita preferisco gente come Pulisic, come Reinders, che anche se perdi, anche se fai una brutta figura, sei sicuro che loro hanno dato fino all'ultima goccia di sudore sul campo. Sono Sì. quelli giocatori... Pavlovic, con tutti i limiti che ha, è uno che non ha mai mollato, anche se sbaglia, anche se inciampa su se stesso, se fa qualche errore di troppo, ma hai la certezza che non molla mai. È Addirittura un po' nelle il ultime livello. partite. È un po' magari il livello del giocatore, che però hai ragione, da un punto di vista, diciamo, di coscienza, di modo di porsi nel campo, di sudare la maglietta, sono giocatori che arrivano fino in fondo, su cui non puoi dire molto. Se dopo uno è meno bravo a marcare, vabbè, allora dopo apri un altro discorso, è un Ma discorso solo Fulvio, prettamente tecnico. Fulvio, ne parlavamo prima. Il calcio è cambiato, non ci si può più appendere all'individualità e al solo talento, perché gli altri poi ti mangiano vivo con l'atletismo, Cioè, con la concentrazione, con la tattica. E allora a questo punto preferisco avere un giocatore meno talentuoso, ma che so che per 95 minuti darà il 100%. poi sai, c'è anche scusa, ti interrompo, c'è Figurati. anche, lasciando perdere Teo, che mi sembra un po' un pesce fuor d'acqua, ormai ha fatto una stagione pazzesca, incredibile al negativo. Magnan non ha più la testa. Leao è un giocatore che devi collocare, sapendo di questa situazione. Che Leao, che secondo me Fonseca all'inizio della stagione cercò di spostarlo ogni tanto a destra o al centro, con Morata che si scambiavano. Sono state delle partite, no? Dei momenti, perché ti aspettano al varco, no? Ovviamente sulla sinistra, continui a sfondare lì, poi dopo capiscono cosa fai. Quindi anche il giocatore deve imparare, non dico essere Nico Williams che deve saltare da fermo l'uomo, però allargare, cioè il calcio è anche una disciplina dove se tu affini la gamba meno performante, alla fine diventi quasi No, dello ma stesso anche livello perché della gamba. sulle out c'è anche da sottolineare una cosa, adesso non voglio essere ehm, esagerato, ma non è tecnicamente non è Nico Williams, non è No, Kvaratskhelia, cioè a volte ci si dimentica che i dribbling si possono fare in 2 maniere, di pura tecnica o di fisico. Leao dribbla nella maggior parte dei casi di fisico e spesso e lanciato. volentieri sbaglia la giocata tecnica, il passaggio, il cross, il tiro, ma tante volte, ma veramente tante volte. Arriva sulla tre quarti, fa questo cross prevedibile a rientrare verso il portiere, dove se non hai uno alla Giroud che ti anticipa l'ultimo uomo, tu gol non Certo. lo fai mai, perché il portiere con le mani arriva 40 centimetri più sopra di una testa, anche di uno che salta tanto. Cioè, quella giocata lì è inutile. A calcio, soprattutto quando hai giocatori brevilinei, non molto alti, non molto forti, bisogna giocare palla a terra e farla girare il più velocemente possibile. Allora lì si crea il varco che può sfruttare Leao, altrimenti no. Cioè, Luis Figo saltava praticamente da fermo i giocatori, dribblandoli con la finta di corpo, Certo. Pires, lo stesso Baggio. Leao non può sfruttare la tecnica pura, deve sfruttare la parte atletica e dopo un po' la parte atletica, quando ti ritrovi di fronte a un Chiaro. avversario, ti può buttare anche giù. E quindi è Certo. difficile fare sempre la stessa identica giocata. E sono Leao
nasceva come punta al Lille, e quindi secondo me Fonseca voleva cercare di sfruttare anche quella fisicità. Leao alto 1,90, cioè qualcosa saprà fare. Poi però non è andata benissimo. Vabbè, siamo quasi arrivati alla fine, mancano pochi minuti e come ti ho accennato abbiamo parlato poco dell'attualità, ma lo sappiamo che l'Inter appunto ha battuto l'Atalanta e quindi è prima in classifica, mancano ancora 9 giornate, quindi ci sono ancora 27 punti a disposizione, quindi è ancora lunga, possono rientrare in corsa tutti, come anche la classifica. Andiamo a vedere velocissimamente la classifica, così facciamo due ragionamenti di base. Eccola qua. Abbiamo quindi quello che dicevo, perché ciò che riguardava la zona Champions, quindi fermo restando le prime tre, il Bologna è adesso in questo momento è a 53 punti, seguito dalla Juventus a 52 che perde questa quarta posizione. La Lazio, che era lanciata abbastanza nella prima parte del campionato, sta segnando un po' il passo e comunque a 51. La Roma, che è partita malissimo, si sono suicidati all'inizio del campionato e adesso è lì a 49 punti con non mi ricordo più 10 partite, le ultime 5 vinte, quindi sta salendo prepotentemente. Poi c'è la Fiorentina che alterna dei risultati positivi ma comunque lì a 48 e il Milan che è comunque agganciato a questo gruppo di 1, 2, 3, 4, 5 squadre, quindi è una bellissima lotta per due posti, uno ciò che riguarda la Champions, per tre posti, uno che riguarda la Champions e l'altro invece sono ovviamente l'Europa League e la Conference League. Tra parentesi il Milan, se il Milan e il Bologna sono semifinalisti di Coppa Italia, mi sembra di ricordare che nel caso di una vittoria in Coppa c'è l'accesso all'Europa League, quindi ci sarebbe ancora di più un altro posto in classifica, un altro posto per le coppe in classifica. Senti, il prossimo turno è questo, il solito giochino, qual è la partita che andresti a vedere tra 2 settimane, insomma tra 2 weekend, quando appunto dopo la pausa della nazionale ritornerà il campionato di calcio. Quindi abbiamo un Venezia-Bologna, poi abbiamo un Como-Empoli, che è una partita anche questa interessante, Juventus-Genoa, Lecce-Roma, Cagliari-Monza, questo è per Monza ormai spacciato, però sta dando qualche piccolo segnale di tenuta, Fiorentina-Atalanta, questa è importantissima. Scusa? No, è molto interessante adesso Fiorentina-Atalanta e poi tra poco leggerai Napoli-Milan, sono i due match più interessanti. Napoli-Milan per evidenti termini di classifica per i rossoneri e il Napoli che non può pensare di perdere altri punti. L'Atalanta e la Fiorentina secondo me in questo momento, quando la Fiorentina è in forma, sono tra le due squadre che giocano meglio al calcio e quindi è una partita divertente. Poi c'è un Inter-Udinese, un Verona-Parma, questa è una bella partita, potrebbe essere un pareggio salomonico, e poi abbiamo un Lazio-Torino dove il Torino sta facendo dei buonissimi risultati da quando ha preso dei giocatori nuovi nella sessione di gennaio del calciomercato, e la Lazio che sta segnando un po' il passo, quindi è una cosa un po' strana. Quindi andresti a vedere probabilmente Fiorentina-Atalanta, giusto? Sì, Fiorentina-Atalanta e Napoli-Milan per la fede e perché devo pregare anche per non perdere un'altra partita, perché nelle ultime 5 veramente che fatica. Però sì, come bellezza per il calcio messo in campo direi che Fiorentina-Atalanta è quella più interessante. Prima citavi anche Verona-Parma, potrebbe essere una bella partita. Anche lì bisogna stare veramente attenti alla zona retrocessione perché al netto della Monza poi sono veramente tutte attaccate. Anche il Como fa un bellissimo calcio. Prima mi dicevi da chi ripartiresti, ho sentito dire Cesc Fabregas per la panchina rossonera, ma chi glielo fa fare a Fabregas che ha in mano anche delle quote del Como e tutto ciò che chiede si trasforma in concretezza. Ogni desiderio è un ordine per il presidente del Como. Ciò che chiede Fabregas viene messo subito nella sua checklist, e chi glielo fa fare a uno così? Il Como sarà la squadra, l'Atalanta del futuro, probabilmente sarà quello, forse neanche con quella idea di management, di gestione, crescita dei giovani, rivendita con plusvalenza mostruosa. Questi hanno i soldi, quindi vanno a prendere dei giovani da plasmare subito così già mezzi pronti. Va bene,
Siamo arrivati alla fine della nostra bellissima chiacchierata, abbiamo parlato di Inter ovviamente perché volevamo presentare questo bellissimo libro di Fabio Fagnani, La storia dell'Inter, il racconto nerazzurro, per Diarcos Edizioni. Quindi un bellissimo libro che tratta i momenti storici fino all'ultima era, che è quella di Octree e del presidente Marotta, quindi insomma per gli appassionati indubbiamente è una bella lettura. Cosa volete che vi dica? Compratelo per interisti, ma pensate anche al fatto che è stato scritto da un milanista, quindi anche per quelli un po' ibridi, tutto sommato è una bellissima scelta a livello di lettura. Quando mi chiedono ma come hai fatto, io rispondo come ti ho risposto fuori onda, cioè quando si tratta di lavoro la fede non deve esistere, nel senso che Certo. si entra nell'oggettività, per cui Beh, spero che quindi possa... questo è giusto perché effettivamente si lascia l'emozione per quelli che sono stati gli episodi storici, ma la parte emozionale, diciamo personale, viene lasciata da parte. Quindi in questo caso, poi secondo me tu una punta di interismo ce l'hai perché per la famiglia da cui derivi. Fabio, ti aspetto diretta libro per l'altro libro che si intitola Guardando il cielo, giusto? Ogni tanto guardo il cielo. Ogni tanto guardo il cielo, quindi ci vedremo di là, quindi tra poco ci Volentieri. organizziamo. Grazie Fabio, buona serata. Ciao, grazie a te Fulvio, grazie a tutti, ciao. Vabbè, abbiamo parlato di Inter, ma si parla sempre di calcio, e che calcio che fa non è che si fermi a dei colori che vabbè possono essere diciamo i miei favoriti, ma in ogni caso si parla di situazioni romantiche come appunto Fabio è riuscito a evidenziare più volte durante la nostra chiacchierata, perché il calcio in fin dei conti è veramente un collante sociale e deve essere importante questo, al di là di quelle che possono essere le varie fedi. E l'idea appunto, ma se non è un'idea è comunque una realtà, quella di una città con due squadre che hanno lo stesso stadio, credo che sia la cosa più importante, proprio la risposta più importante. Ci vediamo settimana prossima, ovviamente, con Che Calcio Che Fa, l'ora è sempre la stessa, alle 17 con altri ospiti. Grazie ancora e buona serata.